La carenza di infermieri nelle case di riposo continua. Siamo arrivati all'inizio dell'estate 2022 e in provincia di Vicenza sono ancora vacanti oltre 200 posti che mettono drammaticamente in crisi non solo l'attività ordinaria, ma anche la programmazione delle ferie. La ricerca sia del personale infermieristico che degli operatori sociosanitari avviene tramite il reclutamento diretto delle singole strutture che si contendono i lavoratori disponibili al di fuori delle regole fissate dal contratto nazionale, denuncia la CGIL con alcuni esempi. Casa di riposo di Arzignano bandisce un concorso per 12 infermieri, domande per 7. Villa Serena di Valdagno bandisce concorsi e non ci sono domande. Questo è un problema generalizzato. Poi ci sono anche soluzioni assolutamente non condivisibili di case di riposo come ad esempio Montebello Vicentino, che decide di esternalizzare tutto il servizio di operatori sociosanitari. Direi un clima quasi da Far West attualmente, soprattutto per quanto riguarda la ricerca di personale, in cui vince chi ha la possibilità di offrire di più. Le soluzioni tampone di attribuire funzioni infermieristiche al personale OSS disponibile è un'opzione inaccettabile per il sindacato. Con un corso di poche centinaia di ore, creando problemi di natura di responsabilità di queste figure e anche contrattuali, visto che sono figure che non sono inserite in nessun contratto collettivo nazionale di lavoro. Il problema è la mancata programmazione e la mancata riforma complessiva del sistema, sempre solo con soluzioni estemporanee e basate sul qui e ora. La risposta deve essere una risposta complessiva e di sistema. I sindaci, i presidenti delle case di riposo devono mettersi in rete tra loro e devono parlare con i rappresentanti dei lavoratori, con le organizzazioni sindacali. Chiediamo che Regione Veneto si faccia promotrice di un tavolo nazionale che affronti la questione in maniera organica e che affronti la crescita professionale di tutte le figure, quindi non solo degli OSS che hanno assolutamente diritto a questo riconoscimento, ma anche degli infermieri e dei medici, e che veda una riforma complessiva del sistema e non una risposta oggi per oggi che però rischia di creare più problemi domani.